Ben ritrovati Cattoliche e dintorni. È partita per Lione con l'obiettivo di realizzare una tesi sulle nanotecnologie ed è tornata con una proposta di dottorato. E quanto è successo ad Anna, studentessa al secondo anno della laurea magistrale presso la Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche. Ascoltiamola in questa intervista. Siamo qua con Anna Lombardi per farci raccontare la sua esperienza di stage a Lione, un'esperienza molto particolare per realizzare la sua tesi di laurea. Anna, ci vuoi raccontare com'è nata questa idea? Allora, a dicembre ho finito i miei corsi all'Università di Fisica e avevo intenzione di iniziare un lavoro di tesi sperimentale, per cui sono andata dal professor Banfi, il quale mi ha fatto questa proposta all'estero. C'è una collaborazione da anni con questo gruppo di ricerca guidato da Natalia Delfatti e quindi ho colto questa occasione e sono partita a febbraio e sono rimasta a Lione per 4 mesi fino adesso a giugno, svolgendo appunto una serie di misure molto interessanti con questa tecnica estremamente innovativa che stanno usando in quel gruppo. Su nanoparticelle metalliche, quindi abbiamo analizzato le proprietà ottiche di questi oggetti molto piccoli, ma che hanno una serie di applicazioni scientifiche molto, molto importanti, tra cui anche nella ricerca contro il cancro ci sono svariati studi in corso che si basano proprio su queste particelle. E com'è studiare o fare ricerca a Lione? È stata un'esperienza estremamente interessante, anche perché il gruppo di ricerca era costituito da membri provenienti da tutte le parti del mondo. Avevamo un ragazzo proveniente dal Canada, una ragazza argentina e un ragazzo dal Marocco, per cui è stata un'esperienza molto molto interessante da quel punto di vista, anche a livello umano proprio, perché si conoscono al di là dell'ambito scientifico una serie di realtà molto molto interessanti. Spesso si dice, si legge sui giornali che all'estero c'è maggiore attenzione, che vengono date più opportunità ai giovani ricercatori. Tu cosa ne pensi? Che è assolutamente vero, nel senso che lo studente viene considerato molto di più che qui in Italia, purtroppo. Bisognerebbe un pochino cambiare mentalità, dai mezzi pubblici proprio ai musei c'è proprio un'altra visione, nel senso lo studente viene considerato in maniera diversa. Anna, quindi questa tesi sperimentale è quasi fatta, a settembre alla laurea, e poi quali prospettive? Cosa intendi fare poi? Mi piacerebbe molto continuare ricerca in quest'ambito e in realtà mi è stata offerto un posto sempre a Lione nello stesso gruppo per 3 anni di dottorato e ci sto pensando perché è un'opportunità davvero bella. Tempo d'esami per i nostri studenti che si stanno preparando ad affrontare gli esami della sessione estiva. Andiamo a vedere come si preparano ad affrontare questa prova. Miriam, cosa fai per affrontare gli esami universitari? Allora, principalmente mi baso sullo studio, cerco di organizzarmi il più possibile, organizzare ogni giornata e cerco di non perdere tempo. Non ho riti particolari prima di fare un esame, tipo l'unica cosa che non faccio, cerco di non vestirmi di viola, perché sai che il viola porta sfortuna, e poi per il resto prima dell'esame cerco di condividere le mie conoscenze con altre persone, confronti, e poi vediamo come va, insomma. Francesca, Facoltà di Scienze della Formazione, tu come affronti l'esame? Io cerco di studiare tutto quello che il professore propone durante le lezioni e normalmente lo riduco principalmente all'ultima settimana perché sotto stress rendo meglio e poi mi presento all'esame con uno smile e poi sottotremo. Non hai scaramanzie, amuletti particolari? No, di solito porto il braccialetto di mia sorella e basta, poi non mi vesto in modo particolare o... Perché quello porta fortuna? Di solito per ora sì, quindi direi proprio di sì. Fabio, scienze linguistiche, ci sono dei riti particolari per affrontare i vostri esami? Generalmente, per quanto mi riguarda, non
non riesco molto a prendere appunti, quindi chiedo spesso ai compagni. No, principalmente quando c'è un esame quello che c'è da fare è studiare, cercare di raccogliere più materiale possibile e se si riesce a frequentare è meglio, se no ci sono appunto i compagni e ci si aiuta. E nel confronto col professore ti vesti in un certo modo? Ti porti qualche oggetto particolare? No, non mi occupo di questo genere di cose, vado e improvviso con le conoscenze che ho e non mi interessa, non ho questa specie di riti, questa concezione del rito. Alice, facoltà di lingue, come affronti gli esami di questa sessione? Ma dipende, nel senso che alla fine ci sono tipi di preparazione diverso. Comunque la conclusione è che in ogni caso bisogna farsi vedere, nel senso la presenza è estremamente importante, più che altro per il rapporto che... Presenza, scusa, lezione? Sì, presenza a lezione, giustamente, più che altro per il rapporto che poi si viene a creare, nel senso che è molto meglio arrivare a un esame avendo già visto il docente, quindi avendo un tipo di rapporto, tra virgolette, confidenziale, piuttosto che arrivare all'esame e vederlo per la prima volta, e viceversa ovviamente, anche lui vedere te per la prima volta, è comunque un po' più rischioso, ecco, quantomeno. Quindi non si bada molto all'aspetto, al vestirsi in un certo modo, a evitare certi colori? Io sinceramente no, non ho mai dato peso a queste cose. Ovvio non arrivo in costume piuttosto che in pareo e ciabatte, voglio dire, però non ho mai dato peso a vestirmi in un determinato modo o evitare determinati colori, comportamenti, abiti o cose di questo genere. È una cosa che facciamo comunque più tutto l'anno, cioè quella di vestirci in un certo modo e di non presentarci comunque, comunque troppo provocanti o seducenti, cioè nel senso per rispetto verso l'insegnante, cioè anche una cosa verso se stessi, cioè non lo farei proprio io nei confronti miei prima che anche del professore, comunque, cioè non è corretto. Quindi non puntate a far colpo sull'insegnante, ma piuttosto sulla vostra preparazione. No, esatto, sì. Forse la preparazione fa più colpo, diciamo, in un contesto del genere, decisamente, sì. Gli iscritti alla facoltà di lettere potranno proseguire con un altro biennio, ovvero con la laurea magistrale in filologia moderna, che prevede l'indirizzo in media ed arti performative. Ascoltiamo in questa intervista il professor Valvo. Professor Valvo, l'Università Cattolica di Brescia propone come laurea magistrale Filologia Moderna, il corso di laurea per lettere e filosofia. Ce lo può illustrare, ci può spiegare di che cosa si tratta? Nella Filologia Moderna, che è il nome di questa laurea specialistica magistrale, abbiamo inserito, accorpato tutti quanti gli indirizzi proprio per dare una base di preparazione che sia comune e solida per tutti. Ma quello che io vorrei segnalare è proprio questo, che la Cattolica, dopo aver fatto un'esperienza pluriennale di queste nuove lauree, di questa riforma che gradualmente arriva finalmente alla sua conclusione, ha compreso che è fondamentale una preparazione di base, una solida preparazione di base fatta soprattutto di una conoscenza delle nostre letterature e soprattutto della lingua italiana prima ancora che delle lingue straniere. Per cui tutto quanto questo ci ha portato a unificare, a dare uno zoccolo duro, se vogliamo dire così, per il primo anno, che è quasi uguale per tutti quanti. Lei ha parlato di accorpare, quindi si intende che ci sono più curricula all'interno di Filologia Moderna? Certo, i curricula sono praticamente 5, questa è la storia dell'arte, media arti performative, storia e civiltà, filologia moderna e una serie di altre cose che vengono poi inglobate in un altro indirizzo. Quello che, quindi diciamo che serviamo un po' tutti dal punto di vista delle richieste, però io ritengo che la laurea magistrale debba avere anche uno spazio per manifestare fin da quel momento la personalità e le tendenze degli studenti. Per questo c'è un'offerta formativa piuttosto ricca e ampia. Io raccomando sempre a tutti di non modificare però il piano degli studi, perché lo abbiamo studiato a fondo noi e riteniamo che possa essere valido per tutti. In questa logica, come ho detto, il primo anno è sostanzialmente unitario. Ecco, dopo c'è un altro anno per poter, quindi
un numero di crediti che non è elevatissimo, però sono 60 crediti, che possono rappresentare una ulteriore specializzazione. Quello che a noi importa è che escano da qui degli studenti in grado di utilizzare, di approfittare di tutte quante le opportunità del mercato del lavoro, e a noi sembra che la formazione di base solida, sempre più solida, debba essere veramente lo strumento principale per questa possibilità. A livello quindi professionale, poi quali sbocchi potrebbe offrire una laurea di questo tipo? Sì, non c'è un elenco che sia completo, si può fare più o meno tutto, anche perché naturalmente la strada principale, quella che è sempre stata naturale, è lo sbocco dell'insegnamento. Gli sbocchi professionali sono tanti, dipendono soprattutto dalla sicurezza e dall'inventiva, vorrei dire, degli studenti. Anche per oggi è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, non mancate. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono sempre disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.